Io lo faccio quotidiano nel chiedere quando verrà fatto questo decreto e soprattutto che sia in linea con le aspettative di tutti coloro che hanno perso tutto, sono 205.000 in Veneto. Spero vivamente, visto anche considerato che c'era una tornata elettorale, che ci sia velocissimamente il decreto, perché il decreto comunque dà risposta e è il mantenimento degli impegni. Decreto però che si può fare perché questo governo, questo è bene che lo ricordiamo a beneficio del governo, ha stanziato più di 1 miliardata di euro a favore dei truffati. Tutti avevamo fatto affidamento su quel 1,5 miliardi a bilancio dello Stato per i danneggiati delle popolari venete. È una notizia che non va bene, che sicuramente ha avuto dei riscontri, dei controlli, degli interventi esterni. Sicuramente l'Unione Europea ha inciso sui numeri di bilancio, quindi sull'equilibrio di bilancio dello Stato, però chiaramente non si deve giocare con le persone, quindi da questo punto di vista credo che gli impegni vadano mantenuti. Spero che si possa rivedere magari nel prossimo documento economico-finanziario programmatico per lo Stato appunto questo provvedimento. La sensazione è che sia da una parte una forza politica concreta che ha sempre dimostrato di saper governare bene, dall'altra chi fa ideologia fine a se stessa è pronta sempre a dire di no, e quindi credo che questo debba porre veramente una domanda a questo governo sul suo futuro.